Ci sono oggi diversi focolai in tutta la regione, nel Padovano, nel Trevigiano, nel Vicentino, qualcosa anche nel Veronese e nel Bellunese, quindi diciamo che il virus è entrato in più strutture. È un'emergenza silenziosa quella che si sta consumando in tante case di riposo del Veneto, dove garantire il turnover del personale è sempre più complicato ora dopo ora, da qui le nuove linee della regione pronta a richiamare alcuni profili in particolare. Abbiamo cercato e stiamo cercando di intrecciare quindi con la cooperazione, con le cooperative sociali eccetera, la disponibilità di altro personale, ma stiamo anche ragionando sul personale che voi sapete oggi è a casa, che è quello del semiresidenziale, dei centri diurni, perché avendo bloccato e chiuso i centri diurni fino al 3 di aprile, oggi quel personale è a casa e quindi stiamo cercando di capire anche se questo personale può andare in supporto in quelle strutture che sono più in sofferenza. Ma nella questione del personale è compresa anche la dotazione dei dispositivi di sicurezza. Abbiamo già dato indicazioni che negli approvvigionamenti che arriveranno quotidianamente di DPI ci sono anche i DPI per le strutture per anziani, nello specifico le mascherine chirurgiche, ricordiamolo, e mascherine chirurgiche e poi un po' di attenzione rispetto anche agli altri dispositivi nelle strutture dove ci sono casi positivi e dove c'è una situazione più grave. Pronti a svolgere la loro funzione anche gli ospedali allestiti dalla Protezione Civile in ogni angolo del Veneto a supporto delle strutture ordinarie. Sono a disposizione, 3 sono in provincia di Verona, 1 in provincia di Treviso e 1 in provincia di Padova. Sono a disposizione della sanità, noi li abbiamo consegnati, sono già presidiati dalla Protezione Civile e dalle squadre di soccorso, perché ovviamente riattivare un ospedale vuol dire anche garantire il presidio di sicurezza, e sono a disposizione.